Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stamattina vi do il benvenuto alla 627ª puntata, se non abbiamo perso il conto, della saga Progressisti contro il progresso, che è un tratto comune, diciamo, della schizofrenia e del cortocircuito valoriale delle sinistre contemporanee, nostrane soprattutto, ma su questa vicenda è doppiamente surreale. Questa vicenda ha una surrealtà tutta sua, specifica appunto. La vicenda è quella che riguarda finalmente la partenza ufficiale del ponte sullo Stretto di Messina, una idea urbanistica, di geopolitica nel senso letterale, che unisce territori e rilancia economie, che nelle stime migliori è datata di 50 anni. Nei resoconti che vanno più a scavare addirittura risalirebbe una suggestione dei Borboni, e viene finalmente ufficializzata adesso. Qual è il problema di tutte queste anime belle? È che viene ufficializzata da un governo di centrodestra e con ministro competente sull'opera, per la quale si è speso in prima persona con tutto il suo peso politico, Matteo Salvini. Questa cosa ovviamente lor signori non la sopportano, e quindi danno il via alla puntata più estrema, surreale, definitiva appunto della saga Progressisti contro il progresso. Perché di cosa stiamo parlando? Cioè stiamo parlando del ponte a campata unica più lungo al mondo, 3,3 km, in grado di resistere a un sisma di magnitudo 7,1. 3 corsie per senso di marcia, e 2 binari ferroviari. Le stime parlano di 200 treni al giorno e 6.000 veicoli ogni ora. 6.000 veicoli ogni ora, cioè una esplosione di modernità in un territorio bellissimo, ma ahimè spesso, troppo spesso, relegato ai margini della modernità medesima. E soprattutto 13,7 miliardi immessi nel circuito dell'economia reale, tra posti di lavoro, stipendi delle maestranze, indotto generato, posti di lavoro figliati dall'indotto. Di questo stiamo parlando. Allora, come possa uno che si appellerebbe all'idea di progresso schierarsi contro tutto questo? Appartiene al regno della follia, e infatti siamo in presenza della follia. Il PD e i suoi addentellati di sinistra, anche se ormai non capiamo se è così o se piuttosto non è il PD della Schlein a essere un addentellato di sinistra di AVS, di Fratoianni e Bonelli, parlano di progetto folle e colossale spreco. Colossale spreco, detto tra l'altro da chi ha una tradizione di, come dire, disinvoltura nel maneggiare la leva della spesa pubblica, spesso per tornaconto elettorale, soprattutto in quei territori. In questo caso, invece, che si accende la luce della modernità, diventa un colossale spreco. Ci sarà Bonelli, sapete, lo sfornatore compulsivo di esposti, già pronto probabilmente a fare un esposto per ogni singolo pilone del progetto, ce lo immaginiamo già. Anche tutte le sigle del talebanesimo ambientalista sono pronte a inondare di ricorsi il TAR, ovviamente, perché sapete che solo in questa graziosa penisola si pensa che il TAR sia qualcosa che deve avere l'ultima parola su progetti di visione politica, cioè che impattano sul futuro di generazioni. C'è poi la CGIL, poi vabbè direte la CGIL no, però dai, cioè un progetto che innesca così tanti posti di lavoro, che fa fare un così palese salto a territori che purtroppo erano arretrati da un punto di vista socio-economico, che genera un così palese indotto a cascata aperta, la CGIL non potrà essere contro. Come no, invece è più che contro. È pronta a sottoporre alla Commissione europea un manifesto per chiedere di stoppare i lavori. Follia nella follia, perché non si capisce neanche in base a cosa la Commissione europea si arrogherebbe il diritto di fermare i lavori di una maxi opera che era chiaramente esposta nel progetto elettorale della coalizione di governo, che ha avuto il beneplacito della maggioranza del libero popolo votante.
capite che si moltiplicano le follie su questa cosa. E forse è veramente il caso di archiviare l'equivoca parola progressisti. Cioè, oggi vedete all'opera il meraviglioso, caleidoscopico, variegato fronte del no. Fronte del no a tutto, soprattutto alle grandi opere, soprattutto se portate avanti dal centrodestra con firma Lega. E la cosa doppiamente, anzi ormai siamo al quadrato, surreale al quadrato, è che tutti costoro da decenni ci cantano la tiritera meridionalista del fatto che il meridione è un territorio abbandonato, condannato al sottosviluppo, che c'è stato uno sviluppo all'insegna del disequilibrio in Italia, che c'è un gap infrastrutturale. Benissimo, quando si innesca una maxi opera che accorcia decisamente questo gap, non solo sul tratto, non solo sullo stretto, ma sull'indotto che genera, sul salto addirittura simbolico che fa fare ai territori, sull'iniezione di modernità all'ennesima, tutti costoro sono contro, tutti costoro che accusavano soprattutto storicamente la Lega di condannare il meridione al sottosviluppo, non capendo che invece la Lega è nata contestando quel centralismo che ha condannato il meridione al sottosviluppo. Tutti questi falsi amici del Mezzogiorno oggi sono contro un'opera che nei numeri, non nella propaganda di qualcuno, rilancerebbe alla grande il Mezzogiorno. Ecco, allora archiviamo la parola progressisti e la contrapposizione ormai equivoca, novecentesca, progressisti conservatori. Oggi la contrapposizione è fronte del no e fronte del sì. È tra chi è per lo sviluppo, il benessere, la ricchezza, l'avanzamento dei territori, il lavoro, la connessione con le dinamiche della contemporaneità, e chi invece è per l'ideologia, chi è per la stasi ideologica, chi è per le turbe ideologiche, chi è per l'immobilismo ideologico. Questa è la grande contrapposizione ed è evidente chi anche in queste ore, anche e soprattutto col progetto del ponte sullo stretto, ha come stella polare lo sviluppo. Grazie